Quando camminano per le strade del mondo lasciano un'impronta profonda, quella del dono di se stessi per gli altri. Riflette così il vescovo nella messa in cattedrale, affrontando il tema della vita consacrata, quella di coloro che si sono offerti al Signore attraverso i voti per i fratelli. Non si ritirano in lontananza, sottolinea Monsignor Tanasini, ma vivono in mezzo alle persone e a loro si dedicano. Oggi, ha spiegato, occorre guardare i consacrati perché ci insegnano la fedeltà, la dedizione, l'importanza del pregare e l'esemplarità mariana. Allora nessun distacco tra i consacrati e il popolo di Dio, ma profonda unione, profondo aiuto reciproco, profonda attenzione. Per questo oggi ringraziamo il Signore di averci dato nella Chiesa questo dono. Numerosi i religiosi, le religiose e i consacrati laici che hanno partecipato alla celebrazione odierna. Dopo un primo momento di preghiera nella cappella del seminario si è svolta la processione sino alla cattedrale. Quest'anno sono stati ricordati 3 giubilei, i 60 anni di professione della Giannellina suora Enrica Gatti, i 50 anni della suora somasca Daniela Bonacina e i 25 di suor Maria Cutti Varchei Calidail delle suore di Santa Marta. È una gioia immensa perché il tesoro che è nascosto piano piano scopro ogni giorno di più. È la gioia perché nel Vangelo dice comprare quel tesoro, no? È nascosto, però la gioia sempre crescente e vale la pena vivere per Gesù. Come è nata la sua vocazione? Avevo tanto desiderio di servire i poveri, i bambini, anziani. Lei di dove è originaria? Che è India, Kerala. Io non sono nata dicendo mi farò suora, mi sono accorta più tardi, verso 14 anni, dopo una piccola sofferenza che è mancato il papà, dopo 4-5 anni, aiutata da un sacerdote, sono riuscita a decidermi. E adesso posso ringraziare il Signore che, nonostante tutto i disagi che si è avuto, sono arrivati qua.